E l'esito del referendum mette in fibrillazione la maggioranza. Per il PDL nessuna ricaduta sul governo, ma nella Lega crescono le inquietudini. Da Montecitorio, Noemi Giunta. I cittadini vanno ascoltati, questo è il commento unanime del PDL e della Lega, che però suona un campanello d'allarme a Palazzo Chigi. Bisogna cambiare rotta, ci sarà una riflessione, garantisce La Russa, ma il governo va avanti. Con la voglia di ascoltare la gente, avendo al nostro interno molte più energie, molta più coesione e soprattutto molti più argomenti di una sinistra arraffazzonata. La sinistra, Bersani in primis, strumentalizza i risultati, ma il referendum non è stato contro il governo, precisa Alfano, hanno votato anche i nostri elettori. I sostenitori del nucleare non cambiano idea nel PDL, questo risultato è frutto dello shock emotivo di Fukushima, spiega Gasparri, comunque ne terremo conto, assicura Maurizio Lupi. Bisognerà studiare un piano alternativo rispetto al tema energetico italiano, anche con i relativi costi. Dalla Lega Calderoli avverte, questa dopo le amministrative è la seconda sberla, non vorrei che diventasse un'abitudine, da Pontida diremo a Berlusconi cosa dovrà portare in aula per la verifica, uno scossone all'alleanza? Non so, risponde Zaia, ma per noi prima di tutto vengono i cittadini. La Lega è un partito che mantiene la parola con il proprio elettorato, i cittadini che si sono espressi hanno anche diritto a delle risposte sul nucleare e sull'acqua. Da Montecitorio